Questa trasmissione è offerta da Offshore Unimar. Benvenuti al punto qui a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Lignano Sabbiadoro, l'avvocato Luca Fanotto. Benvenuto sindaco. Bene, buongiorno a tutti. Benissimo. Allora, Lignano è la punta di diamante un po' della nostra regione per quanto riguarda le attività turistiche, è conosciuta in tutta Europa, è una cittadina che ci dà anche lustro, per cui facciamo un resumé del 2021. Sappiamo che la situazione è stata complicata, però voi siete andati avanti lo stesso e mi pare che qualcosa è successo di positivo, no, sindaco? Assolutamente, la stagione 2021 diciamo che è stata caratterizzata sicuramente dalla presenza ancora del Covid e quindi di tutta una serie di limitazioni, di restrizioni che hanno reso complicata la gestione complessiva dei flussi turistici all'interno della nostra località. Però devo dire anche che le cose sono andate in termini di presenze, in termini di arrivi, molto meglio delle previsioni iniziali. E questo ha portato anche a soddisfazione da parte degli operatori turistici, perché una volta che si sono riaperti i confini nazionali c'è stata una grande capacità, insomma, di afflusso all'interno della nostra località anche da parte degli austriaci e non solo, quindi dei turisti italiani, ma tedeschi e austriaci sono stati presenti durante tutto l'arco, insomma, della nostra stagione turistica 2021. È mancato un po' l'est europeo, però devo dire che abbiamo anche recuperato sotto il profilo delle seconde case, perché è cambiata in questi anni anche la modalità di passare le vacanze estive. Una volta le seconde case erano poco utilizzate, magari una volta diciamo una settimana durante la stagione, e invece intere famiglie della nostra regione si sono trasferite a Lignano e hanno passato tutta l'estate all'interno delle loro seconde case, quindi anche questo ha permesso di avere un certo numero di presenze che tra l'altro fuoriescono dal conteggio complessivo delle presenze turistiche, perché quelle registrate sono solo quelle all'interno delle strutture alberghiere ed extra alberghiere. Tuttavia, insomma, dicevo che nonostante queste limitazioni le cose sono andate bene, il tempo ha anche tenuto, non siamo riusciti ad organizzare grandi eventi, ma quelli che siamo riusciti, insomma, a erogare hanno visto comunque un'attenzione peculiare nel rispetto delle misure di sicurezza. Infatti l'Arena Alpe Adria era stata eletta a centro proprio di riferimento di tutto quello che è il corredo dell'attività di intrattenimento sia culturale sia diciamo concertistica della stagione, e anche quello ha appunto da supporto ulteriore per l'arricchimento di una vacanza all'interno della nostra località. Bene. Quindi io sono abbastanza soddisfatto e anche i nostri turisti hanno potuto apprezzare tante migliorie che nel frattempo si sono condotte nell'arco della stagione invernale, proprio per offrire un'offerta riqualificata e rinnovata e più rispondente soprattutto alle loro esigenze. Bene, quindi allora Lignano è sempre pronta. Diciamo il bilancio comunale come è andato? La pressione fiscale, che è quella che interessa un po', perché molti hanno le seconde case, molti hanno imprese e comunque sia una cittadina che vive tutto l'anno, insomma, no? Certo, no, noi la pressione fiscale l'abbiamo tenuta sotto controllo, non abbiamo aumentato l'IMU, non abbiamo applicato l'addizionale IRPEF, abbiamo cercato di tenere anche la Tari per quanto riguarda poi il discorso dei rifiuti, anche se su quel particolare frangente ormai abbiamo perso anche un po' parte della nostra competenza, perché dipende da ARERA, quindi dalle autorità nazionali, da AUSER, dall'autorità locale, ma tutto sommato, insomma, voglio dire, noi abbiamo cercato poi di utilizzare queste risorse proprio per reinvestirle costantemente nella riqualificazione, nel riammodernamento della nostra località. Quindi
Sapete, certo Lignano ha un grande gettito in termini di contributivi, ecco, all'interno insomma della nostra località, soprattutto derivante dall'IMU, ma questo è necessariamente funzionale al miglioramento costante della località, che deve assolutamente riposizionarsi nell'ambito di un mercato internazionale sempre più competitivo, e quindi i turisti si aspettano ogni anno, anche quelli fidelizzati, qualcosa di nuovo, una riscoperta costante della nostra località. Tuttavia abbiamo anche cercato di esentare l'occupazione di spazio di suolo pubblico nei confronti degli operatori commerciali e soprattutto anche dei pubblici esercizi, garantendo il raddoppio gratuito delle occupazioni come misura di supporto nei confronti ovviamente della crisi determinata dalla situazione pandemica, che ha imposto anche delle limitazioni al numero dei coperti, dei tavoli, a causa del distanziamento che deve sussistere tra gli stessi. Quindi abbiamo cercato di, insomma, come nel 2020 anche nel 2021, di studiare, approntare, mettere a terra una serie di misure complessive rivolte da un lato agli operatori economici della nostra località e al loro sostegno, dall'altro alle famiglie residenti e dall'altro ancora nei confronti della comunità dei turisti. Ecco Sindaco, il prossimo anno, cioè quest'anno è un anno abbastanza cruciale, no? Perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dà la possibilità ai comuni, soprattutto comuni grandi anche come il vostro, appunto del bacino, insomma, annuale di cittadini e comunque di gente che fruisce della località, di progettare alcune opere particolari, no? Ci sono alcuni bandi anche dedicati, ecco. Però so che a voi sta a cuore per esempio anche la terrazza mare, che ha avuto anche dei contributi cospicui dalla Regione. Ecco, ci racconti un momentino le opere di quest'anno, quello che sta a cuore insomma anche. Certo, io sapete sono anche a fine mandato e quindi io sto cercando di completare molte delle cose che abbiamo iniziato in questo secondo mandato, e alcune sono sicuro che non riusciremo a completare, ma abbiamo già predisposto le procedure e le risorse affinché queste possano poi sbocciare complessivamente. E infatti lei si riferiva alla terrazza mare, che ha ricevuto un sostanzioso finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia ammontante a 8 milioni di euro, e devo dire che in questo caso queste risorse sono rimaste in capo alla Regione, che di concerto ha siglato un protocollo d'intesa, un accordo di programma con il Comune, affinché l'opera possa essere seguita direttamente dalla Regione, essendo una struttura complessa e coinvolgendo una pluralità di competenze anche di carattere statale. Quindi io ho ritenuto che la direzione insomma, del turismo e delle attività produttive della Regione fosse in realtà il soggetto più competente a gestire appunto una procedura complessa, e infatti hanno appena concluso la gara per l'individuazione dello studio di progettazione, che dovrà redigere insomma, il progetto preliminare, poi il definitivo e l'esecutivo, affinché poi possano essere appaltati i lavori di riqualificazione della terrazza mare, che avrà sicuramente, così come abbiamo anche espresso le nostre linee di indirizzo nei confronti appunto della direzione del turismo della nostra regione, un approccio di carattere conservativo da un lato e innovativo dall'altro, ma quello che si vuole fare è tutelare il bene, soprattutto sotto il suo profilo di valenza turistico-culturale ed identitaria del nostro territorio. Quindi già in questo caso abbiamo una procedura avviata che ha individuato a breve, individuerà quindi alla fase di chiusura dei controlli lo studio professionale incaricato, quindi siamo lì già a buon punto. Una seconda opera è l'ampliamento e la copertura dell'Arena Alpe Adria, anch'essa che è stata finanziata dalla Regione con 4 milioni di euro, e noi stiamo predisponendo gli atti di gara per l'individuazione dello studio professionale che dovrà progettare questa riqualificazione. Dall'altro lato abbiamo altre opere che invece si stanno completando di lavoro pubblico, in particolare ce ne sono 3 molto importanti che vedranno la luce già per questa stagione 2022, sono la riqualificazione di Piazza Ursella,
che chiude un quadro economico di 3 milioni e mezzo, la riqualificazione di via Lagunare che chiude un quadro economico di 1 milione e mezzo e che funge da strada di collegamento tra via La Tisana e la pista ciclabile lungo Laguna Trento, e poi abbiamo la riqualificazione di piazza Greco Rutti che chiude anch'essa circa 1 milione e mezzo e che è la piazzetta del Faro Rosso, per capirci, quindi anche quella con una particolare valenza turistica, paesaggistica, ambientale, naturalistica della nostra località, molto apprezzata perché molto anche frequentata. Quindi devo dire, ecco, io sono particolarmente orgoglioso di essere riuscito in tempi così particolari della nostra storia, profondi e difficili anche da affrontare, a essere riusciti a varare tutte queste opere pubbliche che cercano veramente di ribaltare come un calzino la nostra località affinché la stessa possa rimanere competitiva nei confronti del mercato internazionale e soprattutto possa anche garantire posti di lavoro, una continuità lavorativa in un momento di crisi economica complessiva. Lignano, se voi venite in questo momento, troverete una città di cantieri, non solo nella parte pubblica ma anche nella parte privata, perché anche i bonus predisposti dal governo stanno maturando e dando i loro frutti, e ci sono veramente tante riqualificazioni anche nelle strutture alberghiere, extraalberghiere e nelle realtà condominiali delle seconde case all'interno del nostro territorio. Quindi veramente un grande lavorio per predisporre una stagione 2022 rinnovata complessivamente anche nelle strutture della nostra località. Ecco, lei ha detto che è a fine mandato, per cui naturalmente lascia una cittadina piena di cantieri, fiorente, diciamo così, dalla sua esposizione, ma il dopo Fanoto politicamente come sarà? Ha già individuato qualche personaggio, state lavorando, perché Lignano è importante, insomma, no? Anche dal punto di vista economico, per cui la stabilità, anche qui si parla tanto di stabilità a livello nazionale, ma anche nel locale ha la sua importanza. Sono d'accordo con lei in questo giudizio. La stabilità è importante in questo momento perché il cambio costante, continuo e repentino non permette una continuità dei processi decisionali, che invece dovrebbe essere una necessità del nostro paese, perché poi le cose sono molto complesse e quando sono complesse sono anche lunghe, no? Quindi bisogna condurle con costanza, e quando c'è un avvicendamento continuo questa costanza viene meno, no? Noi stiamo lavorando per consolidare sicuramente la nostra maggioranza e il nostro progetto, che era un progetto civico fondato sul fatto che per amministrare bene una località, un territorio, una città e quindi un comune è necessario non tanto che ci siano i partiti, i simboli e le ideologie, ma è necessario che ci siano le persone. Le persone sono poste al centro con le loro competenze, le loro professionalità, le loro esperienze, e queste sono fondamentali molto di più dei partiti e dei loro simboli, e quindi ognuno di noi ha cercato di mettere dietro le spalle le proprie impostazioni, insomma anche di natura ideologica, per mettere davanti il cuore e il tempo da dedicare con tutte le professionalità richieste al bene comune della nostra località. Ecco, questo è il nostro manifesto politico e vorremmo riconfermarlo anche aprendoci eventualmente ad altre realtà che sposino questo tipo di pensiero, questo tipo di messaggio. Bene, allora con questo auspicio e naturalmente questo manifesto elettorale del nostro sindaco di Lignano, che punta in pratica alla continuità, io lo ringrazio molto per la sua disponibilità, naturalmente in bocca al lupo per il suo futuro, e naturalmente noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui al Punto, sempre a Telefriuli, con un altro primo cittadino. Alla prossima! Questa trasmissione è stata offerta da Offshore Unimar.